sperando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più in là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? 49esimo Gran Premio La Torre, 27esimo Memorial Simonetto Campigli, secondo appuntamento della 2 giorni di apertura in terra toscana per la categoria Elite d'Under 23, organizzato dall'Unione Ciclistica La Torre 1949 in collaborazione con la Conceria Pellegrini Group in via Magellano a Fucecchio. È il secondo appuntamento di una stagione che ha preso il via il giorno precedente con la Firenze-Empoli, e se il giorno precedente era il sole a fare da padrone, una pioggia insistente sta accompagnando i corridori nelle fasi iniziali di partenza di questo Gran Premio La Torre. Prima del via ha consegnato un omaggio al campione italiano della categoria Stefano Agostini. Vediamo Rino Testai, uno degli organizzatori di questa manifestazione, insieme a lui i figli Simone ed Alessandro, Francesco Frediani, Leopoldo Cioni e Giuliano Frediani, il presidente della Proloco La Torre. Quindi ormai momenti imminenti alla partenza, gli atleti si stanno preparando proprio a prendere il via, la firma del foglio di partenza. Purtroppo una giornata non proprio congeniale per questa bella manifestazione giunta alla 49esima edizione. Il tracciato ormai collaudato, poco meno di 4 km il circuito, che dovrà essere ripetuto 25 volte per un totale di 100 km. La partenza avvenuta in questo momento, eccola qua, con gli atleti che stanno muovendo sotto lo striscione di arrivo per accompagnarsi poi verso la partenza ufficiale. Eccoli qua gli atleti che sfilano davanti alla nostra telecamera. Un buon successo, circa 120 gli atleti che hanno preso il via nonostante la brutta giornata, perché davvero freddo e acqua stanno mettendo e metteranno a dura prova tutti gli atleti. Maglie del Team Opla Magis Mavo a fare l'andatura proprio nel primo tratto. Proprio vediamo adesso Andrea Manfredi, ex campione toscano della categoria juniores, atleta quindi al primo anno nella categoria. Per lui la gara del debutto questa, perché si sta impegnando per i compagni di squadra. Lo vediamo con il dorsale di gara numero 169. Qui siamo al termine del primo giro con il gruppo che continua a viaggiare compatto. Vediamo però notevolmente allungato il plotone proprio a causa delle brutte condizioni climatiche che rendono ancora più impegnativo il circuito già abbastanza insidioso posto qui alla Torre. E vediamo il gruppo che si è notevolmente allungato sotto la spinta del Team Opla, che sta facendo davvero un bel lavoro. L'Opla Track Italia Mavo Valdarno con Andrea Manfredi, lo abbiamo visto in prima in testa al gruppo. E con le immagini siamo passati nelle fasi sempre iniziali della corsa. Si è formato un drappello al comando. Vediamo in questo momento gli atleti che, nonostante una pioggia battente, stanno però disputando una bella manifestazione. Vediamo sfilare gli atleti davanti alla nostra telecamera. Transita in questo momento, lo vediamo, Manuel Roberti, atleta laziale della Mastro Marco Chianti Sensi. Poi ancora altri atleti, qui vediamo anche Matteo Marcolin, il vicentino di Quinto Vicentino, lui che corre nel gruppo sportivo Zalfa Desire Fior. Poi ancora Anichini a fare l'andatura. E davvero però una giornata campale questa, pioggia, freddo, vento. Gli atleti saranno messi davvero a dura prova in questo tracciato che già di per sé particolarmente impegnativo. Ed allora il 49esimo Gran Premio La Torre è stato organizzato grazie al contributo di tutti gli amici dell'organizzazione, in particolare da segnalare lo sforzo della Conceria Pellegrini Group, dei fratelli Aldo e Roberto Pellegrini, la Vibert Italia, accessori per calzature e rappresentanze di Maresco Scardigli, Menichetti Group con sede a Fucecchio, la Conceria Clip Tanneri di Cioni Leopoldo, Moroni Pellets di Moroni Carlo, promotore del Memorial Moroni, che andremo poi a seguire, però in quanto al 15° giro sarà proposto un traguardo volante valido proprio come Memorial Andrea Moroni.
Streda Costruzioni Meccaniche di Pierluigi Guazzini, che in quanto vi ricordo anche è uno dei promotori del Memorial Ingegner Bertini, quinta edizione per questo Memorial, che raggruppa alcune delle corse che si disputano qui nel circondario empolese. Intanto con le immagini siamo passati a metà corsa all'attacco con il dorsale di gara numero 27, troviamo in questo momento Andrea Lupoli, dietro di lui Samuele Galligani. Andrea Lupoli e Samuele Galligani stanno quindi conducendo la corsa. Questo è il tratto in salita verso il passaggio, dove poi al 18° giro sarà posto il Gran Premio della Montagna, e questo è il plotone che sta accusando adesso un ritardo di una trentina di secondi. Eccolo qua il gruppo che sta inseguendo i due uomini al comando, Andrea Lupoli e Samuele Galligani. Per questi due atleti che stanno guidando la corsa, li vediamo adesso però il plotone che per il momento non ci sembra molto intenzionato di andare a condurre l'inseguimento. Ecco qua da zona arrivo le immagini con l'insegna dell'Edil Testi, uno degli sponsor principali, poi la Neri Sottoli, e con le immagini siamo passati proprio al transito sotto lo striscione di arrivo del gruppo che sta inseguendo i due uomini al comando. Eccolo qua il plotone ancora forte di una settantina di unità. C'è stata però una notevole selezione, le vediamo in questo momento il tempo davvero inclemente nei confronti di tutti i partecipanti quest'oggi al 49esimo Gran Premio La Torre. Eccoli qua i due atleti al comando, Andrea Lupoli, Samuele Galligani, bedogni grassi natalini per il primo, Mastro Marco Chianti Sensi per il secondo. A fare l'andatura è l'esperto Andrea Lupoli. Samuele Galligani invece un po' più giovane, al terzo anno nella categoria, classe 1990, da juniores ha militato nelle fila della Borgonuovo Miglior. Lasciamoli sfilare e li aspettiamo sotto lo striscione di arrivo. Eccoli qua, un ennesimo passaggio per Andrea Lupoli e Samuele Galligani. Davvero splendida per ora la loro azione. Adesso all'inseguimento si porta Marco Da Castagno, di dorsale di gara numero 123 per lui, Unione Ciclistica Pistoiese Cerchi Logistica, il corridore versiliese, da sempre grande attaccante. Eccolo qui, Marco Da Castagno ritransita sotto lo striscione di arrivo con un ritardo di 20 secondi nei confronti della testa della corsa, ripreso dalle nostre telecamere fisse. E poi al suo inseguimento ancora un atleta, lo vediamo inquadrato in questo momento, della Petroli Firenze Cycling Team, e poi ancora quello che è l'avanguardia del plotone transitare sotto lo striscione di arrivo. Si va quindi a concludere un ulteriore passaggio qui dalla frazione della Torre, e vedete c'è stata una notevole selezione proprio nel gruppo. Davvero questo circuito da sempre impegnativo per i continui mangia e bevi che lo caratterizzano. E nonostante tutto anche grande pubblico a bordo strada. Qui siamo in prossimità del culmine della salita, dove al 18° giro sarà posto il Gran Premio della Montagna, ma continuano a transitare ancora da soli. Attenzione, ancora una coppia, ma è cambiata la situazione, perché ha ceduto Lupoli, si è riportato su Galligani Da Castagno, ed è quindi Galligani e Da Castagno al comando. Poi in questo momento i più immediati inseguitori, eccoli qua, Petroli Firenze Cycling Team, poi ancora Gruppo Sportivo Maltinti, Zalfa Desiree Fior nelle primissime posizioni. Grandissima selezione davvero sul circuito del Gran Premio La Torre, questa prova che vi dicevo anche organizzata dall'Unione Ciclistica La Torre 1949, in collaborazione con VAR Group Soluzioni Informatiche, dall'amministratore Giovanni Moriani, atleta e sponsor della squadra amatori Unione Ciclistica La Torre, l'Edil Testi, operante da 36 anni in Valdera, di Alberto Testi e del figlio Fabio, che ricordiamo essere anche un ex professionista, la Track Italia, la concessionaria Mercedes Veicoli Industriali di Taverni Giuliano e il calzaturificio d'Anton Caparini di Riccardo Caparini. Con le immagini ancora sul plotoncino che si è formato sulla testa della corsa, vediamo in questo momento con il dorsale di gara numero 71, troviamo Mirko Tedeschi, poi ancora maglia della Zalf Desiree Fior, Gruppo Sportivo Maltinti. Purtroppo a causa delle condizioni atmosferiche non è facile neanche riconoscere i dorsali. Con il 57 troviamo invece Andrea Zanetti della SD Brogio, poi ancora con il 91 abbiamo visto Samuele Galligani, che era stato in fuga prima con Lupoli e poi con Da Castagno. Il 134 invece
è Alexandre Seredekov della SD Sammarinese Gruppo Lupi, e questi ancora gli atleti che sono impegnati adesso nel tratto in salita verso un ulteriore passaggio dalla frazione della Torre. Ancora li vediamo in questo momento impegnati, c'è ancora qualcuno che tenta di allungare, maglie della Petroli Firenze Cycling Team, Palazzago sulla testa della corsa, vedremo il dorsale, non è visibile, ci sembra Leandro Cotesta, no, non è lui, però insomma un atleta in casacca Palazzago. Poi ancora Oplan Magis Mavo, Galligani ancora attivo sulla testa della corsa. Lasciamo sfilare il plotone che sta guidando in questo momento la testa della corsa. Sono una decina gli atleti al comando, a testimonianza proprio della grande selezione che c'è stata in questo 49esima edizione del Gran Premio La Torre. Attenzione per il dorsale di gara numero 71 che è caduto, Mirko Tedeschi riprende il via, strada ovviamente scivolosa a causa della pioggia caduta davvero per tutta la durata della corsa, e come vedete adesso il plotone si è un po' rinfoltito, diciamo così, rallentata l'andatura in testa al gruppo, e quindi gruppo che si è ricompattato in vista ormai degli ultimi giri qui al 49esimo Gran Premio La Torre. Vediamo il gruppo compatto passare sotto lo striscione di arrivo, qualcuno prova ad evadere, ma il gruppo per il momento è riuscito ad annullare tutti i tentativi che si erano proposti in precedenza. Possiamo parlare ancora di gruppo, anche se come vedete sono rimasti 40-50 unità al comando, e adesso cambia la situazione. Siamo a 3 giri dal termine, in testa al gruppo vediamo Michel Fruzzetti dell'ASD Brogio, dorsale di gara numero 61 per lui, che è evaso dal plotone. Adesso ha un vantaggio di circa una ventina di secondi nei confronti dei più immediati inseguitori, e sta provando l'azione solitaria per questo atleta della ASD Brogio, formazione di Castelfranco di Sopra, che al secondo anno di attività nel ciclismo dilettanti ha quindi l'occasione di cogliere un importante traguardo, quanto ormai siamo negli ultimi 3 giri di questo 49esimo Gran Premio La Torre, tratto in salita per Michel Fruzzetti, rapporto particolarmente impegnativo, e adesso questi sono i più immediati inseguitori. È un drappello che si è scanciato dal gruppo, vediamo una maglia del gruppo sportivo Maltinti, poi maglia Palazzago in seconda ruota, ma come vi dicevo le mantelline e un po' anche il tempo non ci consentono di vedere al meglio i numeri dei dorsali di questi atleti. Vediamo l'atleta in Palazzago addirittura ha smarrito il numero al casco, poi con il dorsale numero 86 troviamo Nicolas Francesconi, lui che lo scorso anno militava nel la Sammarinese Gruppo Lupi, quest'anno nel TSS Ciaponi. Eccolo qua Nicolas Francesconi, ormai in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo. Questi atleti, poi vediamo chi c'è alle sue spalle, ancora Palazzago, poi il gruppo sportivo Maltinti, abbiamo intravisto la sagoma, eccolo qua, di Samuele Galligani, e poi ancora abbiamo visto passare Miletta, ancora maglie Zalf, e poi anche Oplan Magis Mavo, ancora un altro atleta del team Brogio, e passiamo sotto lo striscione di arrivo, e adesso ancora in attesa di un ulteriore passaggio degli atleti qui davanti al circolo San Gregorio nella frazione della Torre, che sta davvero in trepidazione per questo finale, e siamo a un ulteriore passaggio con il corridore solitario al comando Michel Fruzzetti. Lo vediamo inquadrato in questo momento transitare praticamente nel tratto successivo al traguardo. Eccolo qua Michel Fruzzetti, ancora tutto solo al comando quando ormai sta per iniziare l'ultimo giro, ormai ultimi 4 km e 500 metri, poco più, perché manca ancora qualche metro al passaggio per Michel Fruzzetti, che continua a guadagnare nei confronti dei più immediati inseguitori. Eccolo qua l'ultimo giro, suono della campana per Michel Fruzzetti, che sta per transitare sotto lo striscione del traguardo. Ultimi 4 km per lui, andremo a controllare la situazione alle sue spalle. Questo davvero un bella azione del corridore in casacca Team Brogio. Eccolo qua, ci sembra una coppia di inseguitori, Galligani e poi un atleta in casacca Palazzago, che stanno guidando l'inseguimento. Poi Francesconi e Miletta subito dietro. Arriva adesso il gruppo con un ritardo che è di 40 secondi, quindi si sta
infiammando ormai il Gran Premio La Torre, l'azione bella di Michel Fruzzetti, alle sue spalle abbiamo visto Galligani, poi abbiamo visto ancora Miletta e Francesconi, mentre l'atleta in casacca Palazzago che abbiamo visto in precedenza è Luca Orlandi. Continua nella sua azione, tratto in salita ormai per l'ultima volta per Michel Fruzzetti, dorsale di gara numero 61, l'atleta in casacca Team Brogio a questo punto sente il profumo di vittoria, sarebbe per lui ovviamente il primo successo stagionale, lui che lo scorso anno non era riuscito a cogliere successi, mentre sull'arrivo si stanno preparando a raccogliere alla grande il vincitore di questo 49esimo Gran Premio La Torre. Eccolo qua, Michel Fruzzetti, ormai al culmine del tratto in salita, si sta apprestando a gustare il sapore della vittoria, imprendibile ormai per tutti gli altri che stanno conducendo l'inseguimento. Intanto ci segnalano che si sono riunite le due coppie, quindi Nicolas Francesconi e Luigi Miletta si sono riportati su Samuele Gallegani e Luca Orlandi. Ci prova in questo momento Miletta, risponde Francesconi. Quando siamo all'ultimo chilometro con i più immediati inseguitori, ormai in dirittura di arrivo Michel Fruzzetti, folto pubblico qui alla Torre per applaudire il degno vincitore del 49esimo Gran Premio La Torre. Eccolo qua, Michel Fruzzetti, Team Brogio, che alza le braccia al cielo e va a vincere la 49esima edizione del Gran Premio La Torre, 27esimo Memorial Simonetto Campigli, e con questo successo si aggiudica anche la combinata di apertura del ciclismo toscano. In seconda posizione Nicolas Francesconi, eccolo qua, terzo è Luigi Miletta, adesso il traguardo, il corridore in casacca Gragnano Sporting Club, è quarto Samuele Galligani, poi Luca Orlandi in quinta posizione. Questi sono i primi 5, attendiamo anche gli altri arrivati. In sesta posizione Alexandre Serebriakov, eccolo qua, il corridore del gruppo Lupi. Settimo Matteo Busato, poi arrivano altri atleti, questo è Giuseppe Cicciari che taglia adesso il traguardo in ottava posizione. Nono Samuele Anichini e decimo Puccio Salvatore. Questo è l'ordine di arrivo, quindi vi ricordo il successo di Michel Fruzzetti davanti a Nicolas Francesconi e Luigi Miletta. Andiamo ad ascoltare le interviste realizzate nel dopocorsa. Fabio Testi, sponsor ex corridore, che è voluto essere vicino a questa organizzazione, una classica ormai del ciclismo di apertura, il Gran Premio La Torre. Una giornata campale, ma è stata davvero bella. È stata una giornata bellissima, una bella organizzazione dei fratelli Testai e papà. E io gli do volentieri una mano a questi due miei amici e vedo che sta andando tutto bene. Appuntamento anche il prossimo anno ad essere vicino alla famiglia Testai e a tutto l'abitato della Torre. Sicuramente un altro anno faranno una bella manifestazione, il 50° anno di questa gara, e l'Edil Testi sarà vicino agli amici Testai. Roberto Pellegrini della Conceria Pellegrini Group, presidente di questo veramente di questo partner dell'organizzazione qui del 49esimo Gran Premio La Torre. Una bella gara, peccato per il tempo, però l'ha resa forse ancora più impegnativa. Sicuramente, è veramente un peccato che la stagione sia così inclemente. Quest'anno per noi è un'annata particolare perché ricorre il 25esimo della fondazione della nostra ditta e quindi poteva essere una giornata anche di più di allegria. 25 anni che sponsorizziamo questa gara, ne siamo felici e aspettiamo l'anno prossimo che sarà il 50esimo, speriamo che il tempo sia più favorevole, che sia una bella giornata di gioia e di sport e, come sempre, La Torre è fenomenale. Michel Fruzzetti, dopo una giornata come questa, tanta pioggia, tanto vento, tanto freddo, ma una vittoria che ripaga di tutto. Sì, ripaga dei sacrifici fatti quest'inverno, sapevo che era una giornata difficile, anche ieri avevo una buona gamba, però sbagliando i tempi abbiamo provato oggi, la squadra è stata formidabile e è andata bene. Dopo lo scorso anno un cambio di scuderia e quest'anno è iniziato subito alla grande, una bella vittoria. Sì, è iniziata alla grande con i presupposti giusti e dai, per ora sta andando bene e ci accontentiamo di oggi, domani giriamo pagina in un altro giorno. Senti, vittoria anche nella combinata di apertura del ciclismo in Toscana, davvero non ci sono parole, a questo punto una dedica.
dedico alla mia famiglia, ai miei ragazzi che sono stati formidabili e a tutto lo staff e alle persone che mi vogliono bene e che mi conoscono. Luigi Miletta, splendido terzo posto qui al Gran Premio La Torre, una giornata da tregenda, ma un bel risultato. Sì, sono contento appunto soprattutto per il tempo, perché io di solito non è che vado molto bene con questo tempo. La gara è venuta tirata, dura, e questo mi ha agevolato un po' per le mie caratteristiche e niente, sono davvero contento di questo terzo posto. Con la squadra stiamo andando benino e che dire, speriamo ora nelle prossime corse, la gamba c'è, speriamo di provare qualcosa di più. Nicolas Francesconi, è la corsa del cambio di casacche, anche per te un cambio di casacche quest'anno ed un secondo posto che fa ben sperare. Sì, diciamo che quest'anno è iniziata bene la stagione, si sapeva che questa qua era una gara nervosa, movimentata e il tempo l'ha resa ancora molto più dura. E un secondo posto a inizio stagione ci si può accontentare. A chi lo dedichiamo questo piazzamento? A tutti, alla squadra, agli sponsor, ai compagni di squadra, ai miei genitori che mi seguono sempre. Alessandro Testai, abbiamo chiuso alla grande questa 49esima edizione del Gran Premio La Torre, una giornata che non vi ha aiutato, ma l'organizzazione è stata davvero alla grande e alla fine c'è stata anche molta selezione. Sì, sono partiti 130 corridori circa, d'altra parte il tempo non ci ha aiutato, la selezione è venuta naturale, diciamo. Ecco, prossimo anno 50esima edizione, c'è da onorare questa tradizione, voi, il vostro gruppo e tutti quelli che vi sono a fianco. Sì, siamo un gruppo molto affiatato qui alla Torre, siamo pochi, ma comunque grazie alla Contrada, alla Proloco ci aiutiamo per fare questa bella manifestazione. Un altro anno è la 50esima edizione, cercheremo di fare qualcosa ancora di migliore. Rino Testai e Renzo Maltinti, che quest'anno lo fanno da sempre di aprire la stagione alla grande, però quest'anno lo hanno voluto fare insieme, il sabato Renzo Maltinti e la domenica Rino Testai. Testai, è stato più fortunato Renzo con il tempo, però il circuito della Torre quando piove regala sempre spettacolo. Ma certamente è venuta questa idea a noi, a me, a Renzo e ai miei figli di fare questa combinata nelle due gare, un premio speciale al vincitore che nelle due gare ha totalizzato i maggior piazzamenti. Oggi il tempo è stato clemente, ieri è stato bello, meglio per Renzo, peggio per me oggi, però il tempo non ci può fare niente. Speriamo che nel futuro le cose vadano ancora migliori e di trovare altre edizioni più belle di queste. Un altro anno facciamo il 50esimo, faremo qualcosa di nuovo, penso che ci sia poco da fare, però cercheremo di essere a top, ecco. Renzo, il primo anno si spera una grande e lunga collaborazione. Sì, perché come mi ripeto, come dicevo prima, lavorare con Testai e con Rino e la sua famiglia è veramente gratificante. Siamo due amici, due sportivi di quelli veri, penso, che naturalmente lo facciamo con grande passione tutte e due. Io sono stato un po' più fortunato ieri nella Firenze-Empoli, ma capisco e sono stato d'animo a lavorare tutti i giorni sotto l'acqua così e curare tutto come cura lui e come cura tutti i suoi collaboratori è veramente pesante. Purtroppo con il tempo non ci si può fare niente, diciamo e speriamo, ci raccomandiamo che il 50esima edizione del Gran Premio La Torre ci sia veramente il sole, perché se lo merita la Torre, se lo merita Rino e tutti gli sportivi.